Buongiorno a tutti voi, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la sanità con il Consiglio Comunale straordinario a Palmanova. Ieri a difesa dell'ospedale, un centinaio le persone presenti per chiedere la riapertura di alcuni reparti chiusi causa Covid, ma anche per la mancanza di personale. Un centinaio di persone presenti per chiedere la riapertura di alcuni reparti dell'ospedale di Palmanova. Non un presidio o un sit-in di protesta, ma è stato un consiglio comunale straordinario a riportare alla ribalta il tema del nosocomio palmarino già penalizzato dalla cancellazione del punto nascite. Il Covid ha poi ulteriormente declassato il principale punto sanitario della Bassa Friulana. L'ennesimo colpo mal digerito che ha portato il sindaco Tellini a convocare i cittadini in piazza. E non solo, anche i politici accorsi per dire basta, ma se il centro-sinistra ha risposto alla chiamata, non è stato così per la maggioranza in regione. A rispondere alle domande incalzanti dei cittadini della giunta comunale è stato infatti il solo direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, Denis Caporale. La giunta ha sviscerato i diversi problemi organizzativi che persistono nei reparti pediatria, ortopedia, ginecologia, oculistica e persino del pronto soccorso. Eppure, hanno ribadito, l'ospedale di Palmanova serve un bacino di 80.000 persone. Pesanti insomma le accuse, mentre il direttore generale ha affermato la volontà dell'azienda di non chiudere il presidio palmarino, considerato centrale e primario nella rete ospedaliera udinese. Anzi, questa è la rassicurazione più volte affermata anche nei giorni scorsi da Caporale, di far ripartire da settembre numerose attività, grazie anche alle nomine di nuovi primari, Covid ovviamente permettendo. Sono 60 arrivate ieri le dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie destinate al Friuli Venezia Giulia. In questa prima fase, come ha ricordato il vicepresidente della regione Riccardi, le dosi disponibili sono state ripartite tra le regioni in maniera proporzionale al numero di casi segnalati ad oggi, 11 per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Quelle con il più alto numero di casi riscontrati sono Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto. La campagna vaccinale si concentra per ora solo su categorie ad alto rischio individuate dalla circolare ministeriale, ma, sottolinea Riccardi, il virus potrebbe colpire anche soggetti non a rischio. Per quanto riguarda i soggetti ad alto rischio e gli operatori sanitari che lavorano in laboratorio e manipolano il virus, vengono identificati dalle aziende sanitarie. Le dosi rimarranno per ora centralizzate a Pordenone perché il farmaco deve essere conservato a meno 20 gradi. Anomalo contenuto della borsa, ma anche aspetti legati all'orologio e alle ragioni del suicidio con modalità tra l'altro roboanti a pochissima distanza da casa e dopo aver consumato la stessa colazione della mattina della scomparsa. Sono aspetti della vicenda di Liliana Resinovic che per Gabriella Marano, psicologa consulente di Sergio Resinovic, fratello di Liliana, la perizia della procura non chiarisce. Secondo i periti della procura, la Resinovic dopo essere scomparsa il 14 dicembre del 2021 si sarebbe suicidata e la morte sarebbe avvenuta 2 o 3 giorni prima del ritrovamento. Quanto emerge sicuramente non appaga la richiesta di verità che Liliana e i suoi familiari meritano. Vi sono una pluralità di dati sia tecnici che circostanziali che sicuramente possono sovvertire quanto sostenuto dall'esperto, prosegue la nota della psicologa, elencando dunque l'anomalo contenuto della borsa, l'analisi di alcuni aspetti legati all'orologio che indossava la donna, la fragilità di diversi passaggi utilizzati per risalire all'epoca della morte fino alle ragioni del perché una donna riservata, in equilibrio, improvvisamente decida dapprima di diventare una senza tetto e poi di suicidarsi. Si avvicina il Ferragosto ed è prevista una serie di controlli straordinari con un importante dispiegamento di forze dell'ordine da questa sera fino a lunedì, in particolare a Lignano, per garantire la massima sicurezza contro furti ma anche movida violenta ed eccessi. La parola d'ordine è sicurezza, garantirla sia in città che nelle località balneari, in particolare Lignano, dove per Ferragosto, complice l'organizzazione di una serie di iniziative, da questa sera e sino a lunedì è previsto un afflusso straordinario di turisti. Come predisposto in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dal viceprefetto Giovanni Maria Leo, alle forze dell'ordine sarà chiesto un impegno straordinario sul territorio e saranno straordinari anche i controlli che il nuovo questore di Udine, Alfredo D'Agostino, ha predisposto con pattuglie della polizia, in particolare quelle del reparto anticrimine di
di Padova. In campo, oltre agli agenti della questura, personale della polizia stradale della Polfer, con i carabinieri e la Guardia di Finanza, supporto garantito dalla polizia locale, che per quanto riguarda Udine sarà impegnata nei controlli in città. L'attenzione sarà focalizzata in particolare sulle località di mare, ma non per questo verrà meno, come ha garantito lo stesso questore, la vigilanza su Udine. C'è il rischio infatti che le abitazioni lasciate vuote da chi è partito per le ferie possano diventare facile bersaglio dei malviventi. Contro la movida violenta e gli eccessi da consumo di alcolici, D'Agostino ha garantito un servizio straordinario a Lignano, a Sabbiadoro ma pure a Pineta, luogo frequentato soprattutto dai giovani. Posti di controllo con tanto di agenti militari dotati di etilometro saranno predisposti anche lungo le principali strade che portano alla cittadina balneare. Sorvegliata speciale pure la rete autostradale, dove proprio per Ferragosto è previsto un traffico da bollino rosso. Un monitoraggio costante sarà dedicato in particolare agli svincoli di Latisana e Tarvisio per un weekend di divertimento e gite fuori porta, ma nel limite del possibile in sicurezza. C'è stato un maxi colpo alla Mabi di San Daniele dove sono state rubate 800 borse per un bottino da 400.000 euro. Un maxi colpo in stile paramilitare. Alla Mabi, azienda che produce borse e pelletteria di San Daniele del Friuli, sono stati rubati 800 pezzi di grandi marche nella notte di giovedì. 400.000 euro il bottino del comando di malviventi che hanno agito in meno di 5 minuti. Hanno infatti bloccato le strade laterali e sparso sull'asfalto i chiodi affinché potessero intervenire in maniera indisturbata. Con un furgone hanno sfondato il cancello d'ingresso e poi la porta laterale del magazzino. Hanno quindi depredato il cavò prima che riuscissero ad arrivare le guardie giurate del corpo vigili notturni. Elementi che fanno supporre di come il piano fosse stato studiato a tavolino, magari con l'aiuto di un basista. Si tratta del secondo furto messo a segno nell'ultimo anno e mezzo, a cui si somma un terzo non riuscito. Io psicologicamente mi sento molto male perché evidentemente un furto del genere che si è ripetuto con la stessa tecnica, anche se avevamo cercato di rinforzare sia i portoni sia un po' tutta la vigilanza, però purtroppo sta succedendo che siamo presi di mira e in un anno e mezzo abbiamo già avuto il terzo furto. Adesso stiamo pensando, sicuramente cercheremo di adottare dei sistemi che ci permettono di essere più sicuri, soprattutto perché veramente sta diventando impossibile vivere in questa maniera. L'inflazione incide sulla spesa dei friulani ma anche sul programma delle ferie. Sono in molti quelli che hanno rinunciato al mare o alla montagna per restare in città. E la riprova arriva dal mercato di Viale Vat a Udine, ma è così affollato come in questa vigilia di Ferragosto. Questo periodo di Ferragosto si è rivelato, ma anche durante la settimana, devo dire molto positivo, soprattutto qua a Udine, che ci sta dando delle soddisfazioni che non ci aspettavamo in questo periodo, nonostante manchino molti ambulanti, nonostante la gente dovrebbe essere in ferie, siamo qua e si sta lavorando bene. Forse perché la gente non va in ferie allora. Penso che sia proprio per quello. Si rinuncia di più alle vacanze chiaramente, sì, mangiare bisogna, no? Pagare le bollette anche, pertanto. Sull'inflazione, se pesa? Certo che pesa. C'è un rincaro in tutti gli articoli, sia nel cibo che non parliamo delle bollette o della benzina. Allora lei non ha visto la guerra del Golfo, quando è aumentato tutto? Era più andato di più del 22-23, però loro dicevano che era il 20, ma era il 24. Quindi adesso non è niente a confronto? No. Ha trovato roba a buona qualità, a buon prezzo, oppure è aumentato? I prezzi sono alti, ma se si vuole pesce buono bisogna anche spendere. L'inflazione pesa? Sì, a tutte le famiglie, sempre di più. Io penso un 20% sicuramente. Più di quanto si dice l'inflazione che è il 7, lei nota di più. Boh, ma giustamente anche loro si alzano alle 3 di mattina per venire a fare il mercato, ma anche chi produce ha dei costi elevati sull'elettricità, sul gasolio, sui trasporti e poi quando la roba arriva al mercato ovviamente ha un costo molto più elevato. Lo sport con l'Udinese oggi in campo a San Siro contro i campioni d'Italia del Milan. Sentiamo cosa si aspetta Sottil. Sarà una partita dura, questo è chiaro, sarà una partita dove il Milan partirà forte perché gioca in casa, perché il Milan, perché ci sono 70.000 persone che vengono a vederli e noi dobbiamo essere subito pronti mentalmente,
fisicamente e tatticamente. Abbiamo lavorato duro per questo e sappiamo benissimo che cosa dobbiamo fare quando hanno la palla loro, e anche quando abbiamo la palla noi dobbiamo assolutamente contrattaccare e impegnarli, perché sennò diventerebbe una partita a monotema, e questo secondo me poi rischia di diventare pericoloso. E anche quando ci difendiamo dobbiamo essere aggressivi, con coraggio in avanti. Quando si può si deve andare in avanti, si deve andare a mettere pressione sulla palla, pressing forte, e cercare di ripartire in una maniera veloce e dove abbiamo provato. Questa è la partita, me l'aspetto così, ma sono sicuro che domani l'Udinese sarà pronta, considerando sicuramente il valore e la valenza dell'avversario. Queste le parole dunque ieri alla vigilia, nella prima conferenza stampa di Sottil. Con la ripartenza del campionato c'è anche la ripartenza al completo della programmazione sportiva di Telefriuli. In questo caldo fine settimana di agosto ricomincia la Serie A in un campionato che già alla vigilia si sa che sarà del tutto diverso dai precedenti. Partenza prima di Ferragosto, tanti turni infrasettimanali, un mese e mezzo di sosta tra novembre e dicembre e chiusura a giugno. E Telefriuli seguirà costantemente le avventure e disavventure dell'Udinese in questo campionato particolare, con un palinsesto dedicato alla squadra bianconera. Primo appuntamento da segnare in calendario non può ovviamente non essere Poltronissima, con Francesca Spangaro, Marco Pasquariello e Paolo Matricano, e tanti ospiti e tante novità per seguire la partita in diretta da mezz'ora prima del fischio d'inizio e fino a un intenso e approfondito post partita. Domenica in prima serata invece appuntamento fisso con replay di Ezio Maria Cosoli per approfondire i temi della partita con opinionisti ed ex calciatori. Altro appuntamento confermato è bianconero con Francesca Spangaro e Massimo Radina, che per il lunedì di Ferragosto sarà in diretta da Lignano per lanciare al meglio la nuova stagione di Serie A su Telefriuli. Dal 25 al 28 agosto torna a Gorizia il Festival Mondiale del Folklore. Il Festival Mondiale del Folklore festeggia i 50 anni ritornando in Piazza Battisti a Gorizia dopo le restrizioni dettate dalla pandemia. La Kermesse prenderà il via con il concerto dei Free Voices giovedì 25 agosto alle 20:30 e proseguirà fino a domenica 28 con tanti appuntamenti in calendario. Tra questi, sabato pomeriggio alle 17:30 toccherà agli sbandieratori di San Gemini nell'area pedonale di Corso Verdi, mentre dalle 20:30 in Piazza Battisti si esibiranno tutti i gruppi. Conclude la manifestazione domenica 28 con la parata che prenderà il via alle 17:30 da Parco della Rimembranza per risalire Corso Italia fino in Piazza Battisti. Kermesse particolare perché? Perché ha una peculiarità, oltre agli spettacoli e oltre all'ospitalità dei gruppi esteri, ma anche la possibilità di dare ai 3 gruppi del Goriziano la possibilità di far vedere la nostra cultura, le nostre tradizioni, e l'ospitalità e il territorio, fondamentali. Una festa in grande stile, anche perché dopo 2 anni di pandemia avevamo voglia di fare un vero festival che duri 4 giorni. Grazie a questa importantissima manifestazione riusciamo a tramandare il nostro importantissimo bagaglio culturale e identitario e metterlo a confronto con tanti altri bagagli culturali e identitari. Nell'ottica di che cosa? Anche di Nova Gorizia, e Gorizia è capitale della cultura europea. Grazie per aver seguito questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che questa sera saremo in diretta per Poltronissima a partire dalle 18, appuntamento alle 17:30 con il nostro telegiornale. Buon pomeriggio, arrivederci.